Rieccoci insieme, cari telespettatori, siamo sempre con i nostri ospiti, il professor Maurizio Muraca, coordinatore scientifico IRP Città della Speranza. Stiamo parlando di vescicole extracellulari, poi con noi darò anche la parola naturalmente a Riccardo Rosso, ex paziente volontario Fondazione Città della Speranza. Vescicole extracellulari, cura di bambini nati molto prematuri, in condizioni particolare di fragilità, con una patologia in atto di carattere polmonare. Questa cura farmacologica estremamente innovativa, che viene attuata intanto dalla Città della Speranza, richiede un certo campione per capire poi gli esiti, quanto beneficio porterà. Ci sono delle potenziali controindicazioni, rischi, qualche pericoli? Noi sappiamo che non esiste farmaco che non comporti dei rischi. Non esiste nessun medicinale che non abbia possibili effetti collaterali, come si dice. E naturalmente, soprattutto quando si parla di nuove terapie, le agenzie regolatorie sono estremamente severe su questo punto, per cui richiedono delle analisi molto approfondite. E quello che dobbiamo determinare in particolare è qual è la dose massima che può essere somministrata di questo prodotto. Per far questo, almeno allo stato attuale, abbiamo bisogno della sperimentazione animale. Poi vedremo come noi stiamo cercando di superare il ricorso alla sperimentazione animale, proprio grazie a queste innovazioni tecnologiche come gli organoidi di cui eventualmente potremmo discutere. Assolutamente. E attualmente tuttavia noi dobbiamo testare gli effetti di questi farmaci su animali, su topi. Ebbene, la dose massima che noi abbiamo potuto somministrare a questi animali, perché per questioni tecniche non si poteva superare questa dose, non è risultata tossica. E questo probabilmente si spiega col fatto che sono, appunto, come ho detto all'inizio, non sono farmaci. Che sono prodotti naturali, quindi non hanno questa caratteristica. Prodotti, attenzione, dall'organismo stesso, perché non è che tutti i prodotti naturali... Cioè, no, assolutamente, precisiamo. No, ma ha fatto bene a fare questa precisazione e anche l'importanza dei test, che visto che qua si parla di salute di bambini, di persone, eccetera, devono essere in qualche modo essere comprovati. Mi chiedo solo una cosa, poi cambiamo argomento, poi ritorniamo. Possono essere mutuati anche sull'adulto? Sì, certamente sì. Certamente sì. Noi intanto facciamo ricerca pediatrica, per cui il nostro orientamento è curare il bambino. La nostra mission è curare il bambino. Assolutamente. Però per le caratteristiche che le ho detto, stimolare la rigenerazione e combattere l'infiammazione, questi farmaci possono trovare applicazioni anche nell'adulto. Tra l'altro devo ricordare che naturalmente non siamo l'unico laboratorio al mondo che studia queste vescicole extracellulari. Ci sono centinaia di laboratori al mondo che le studiano. La particolarità sta nel fatto che il nostro studio è il primo che è stato autorizzato da un ente regolatorio, quindi l'Agenzia Europea per il Farmaco e l'Agenzia Italiana per il Farmaco, per essere utilizzato nell'uomo. Infatti, cioè non ci siamo fermati al laboratorio, abbiamo prodotto una serie di risultati che hanno convinto le agenzie regolatorie a passare alla sperimentazione clinica, mentre negli altri casi ci si è fermati al bancone del laboratorio. Certo. Ma noi siamo medici, io sono medico, il mio interesse è portare la ricerca dal laboratorio fino alla clinica. In modo particolare lei è sul letto del paziente. Al bambino malato, è quello il nostro obiettivo. Le chiedo una cosa, voi quando è il primo paziente zero, diciamo, qual è stato? Quanto tempo fa? Il primo paziente zero è stato lo scorso anno. Adesso è sempre seguito da voi? Adesso ha un anno quindi di vita più? Sì, per informazioni bisogna chiedere. Allora, no, non voglio sapere, comunque è un paziente che è ancora seguito dalla città, resta sempre in qualche modo in un percorso terapeutico
attenzionato dalla struttura? Ma certamente esiste un comitato indipendente. Allora, ho spiegato all'inizio che ci sono 7 centri che reclutano i pazienti e somministrano il farmaco. Esiste un comitato indipendente, quindi composto da colleghi che non fanno parte dello studio, che sono nominati indipendentemente dai centri che partecipano allo studio, che ogni 3 pazienti trattati si riuniscono per valutare se sono emersi rischi, effetti collaterali sospetti, eccetera. Sono loro che hanno il monitoraggio della situazione. Perfetto, cioè, giusto per capire insomma com'era l'evoluzione. Adesso bisogna aspettare anche del tempo naturalmente e avere altri pazienti. Torniamo poi su questi temi perché ci sono anche altre importantissime novità. Volevo però dedicare anche uno spazio a lei, Riccardo Rosso, perché vedevamo anche un video, lei è stato un paziente piccolino, quando era piccolino, veramente piccolo, 2 anni, della Città della Speranza. Ci racconti un attimo? Certo, io si può dire che sono nato con la Fondazione Città della Speranza. Sì, non c'entra niente con quanto ha spiegato il professore, comunque nessuna patologia analoga, certo. no, giusto per fare un parentesi. Sono entrato in reparto nel 97, a 11 mesi mi è stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta, uno dei più piccoli pazienti a cui poi è stato sottoposto il trapianto di midollo a 22 mesi. E il mio comunque percorso all'interno del reparto è stato lungo fino al 18° anno di età, quando finiti i controlli, finite tutte le verifiche della malattia, sono stato dichiarato guarito dai medici del reparto del Day Hospital e dell'oncomatologia pediatrica. Devo molto alla fondazione, oggi sono un volontario appunto, e mi occupo di raccolte fondi, mi occupo di organizzare anche delle manifestazioni, tra cui un torneo nel mio paese, per raccogliere fondi da destinare alla ricerca, per le ricerche, come spiegava prima il dottore, mediche e per la ricerca scientifica. Ho deciso poi di proseguire nella mia carriera anche lavorativa nell'ambito del volontariato, ma soprattutto del bene per gli altri. Oggi sono un assistente sociale e cerco di dedicarmi agli altri in maniera professionale possibile, diciamo, ecco. La mia mission comunque resta quella di cercare di portare a più persone possibili quanto la speranza e la ricerca pediatrica sia fondamentale non solo per i piccoli pazienti, ma anche per l'interesse, insomma, a livello nazionale. Della collettività. Quindi. Certo. Lei ha già vissuto fino all'età di 18 anni, ha stretto contatto con la Città della Speranza, quindi immagino visite, controlli, tanti momenti anche difficili di crescita, perché bambino, adolescente, poi sempre più grande. Che cosa ricorda in modo particolare? Quali sono le emozioni, guardando al suo passato, che le arrivano più immediate? Beh, allora, non ricordo molto di quello che è stato il mio percorso da piccolissimo in oncomatologia. Quello che ricordo però è la sinergia e l'affetto che c'è stato tra le famiglie che all'epoca erano all'interno del reparto quando io ero ricoverato, che ancora tutt'oggi persiste, tra cui con il past president e altri genitori con cui ancora ci sentiamo, sia a livello familiare che a livello personale. È proseguito poi durante il follow-up, appunto come diceva lei, nella crescita, un sentimento un po' contrastante, nel senso che sì, bellissimo rapporto con la fondazione, però il fatto di essere adolescente e sempre dover seguire i protocolli non era proprio il massimo. Ad oggi ho scelto appunto di continuare perché mi sento di dover restituire quello che mi è stato dato, e credo sia opportuno e di buon esempio, insomma, anche per chi vede quello che ho passato, cioè conosce la mia storia, ma anche
vede cosa sto facendo adesso per... appunto, forte di questa esperienza, anche seguito dalla famiglia, da personale, eccetera, un consiglio, che cosa si sentirebbe di dire ai familiari, oppure a ragazzi che sono anche abbastanza, hanno un'età matura, però continuano a dover sopportare effettivamente questi iter, questi trail che non sono così piacevoli, perché ovviamente però fanno bene per la salute. Quindi alla famiglia che cosa si sentirebbe di dire? Allora, alla famiglia di dare fiducia sicuramente ai medici, alla ricerca e in particolare ai progetti di Fondazione Città della Speranza, e di non demordere nel percorso terapeutico del figlio, questo sicuramente. E per quanto concerne invece i ragazzi, di vivere al meglio l'esperienza. All'interno del reparto attualmente c'è anche un gruppo per chi è adolescente e di adolescenti, che condivide un po', insomma, quello che è il vivere l'adolescenza all'interno del reparto, e di appunto affidarsi alla cura e alla ricerca in ambito oncologico della Fondazione. Quindi lo spirito anche positivo, costruttivo è importante. Certo, aiuta. Soprattutto in un'ottica di speranza, come si chiama la Fondazione Città della Speranza, proprio la speranza di riuscire insieme tra medici, infermieri, in quest'ottica di famiglia che si crea anche all'interno del reparto, a superare questo ostacolo e anche questo periodo, anche se non è proprio così semplice. Insomma, non è una passeggiata, insomma, precisiamo, complimenti. Dottore, lo spirito giusto per affrontare, ovviamente avrà avuto alti e bassi come tutti quanti, però diciamo che poi ha attraversato anche un periodo, diciamo, di crescita della struttura, perché penso che quando avesse 2 anni era tutta un'altra cosa, giusto? Se mi permette, dottore, io chiederei a Riccardo di ricordarci anche il nome del medico che lo curava, di cui era riferimento, perché credo sia giusto ricordare questi colleghi del passato che purtroppo non ci sono più, ma che hanno dato così tanto alla medicina, che hanno dedicato la loro vita. Riccardo. Sì, il dottore è stato il dottor Zanesco e il dottor Basso, che all'epoca mi hanno seguito e sono stati, credo, i primi a Padova a mettere in campo queste tecniche, queste nuove metodologie, all'epoca all'avanguardia, per andare incontro a queste malattie. E se oggi io sono qui è anche e soprattutto grazie a loro, che sono stati i primi a supportare la Fondazione e la ricerca nella Fondazione Città della Speranza. E da loro la crescita e la nascita poi della torre. Ricordiamo che è in programma, mi sembra, la costruzione della seconda torre. Infatti, il 97 ha detto lei, cioè proprio era giusto quando Sì, io sono nato nel 96, a 11 mesi, quindi nel 97 mi è stata diagnosticata. Quindi proprio eravamo all'inizio del grande percorso di crescita, quindi avrà visto anche un iter incredibile. Ringraziamo questi luminari. Purtroppo il tempo è volato, io ho veramente pochissimi minuti a disposizione, ma in pochi minuti, perché è importante, parliamo degli organoidi, perché siete riusciti a riprodurre la struttura cellulare di certi organi per fare anche sperimentazione mirata farmacologica e non solo su questi piccoli organetti che riproducono gli organi reali, quindi terapia personalizzata. Sì, allora come otteniamo questi minuscoli organi? Si tratta di cellule del paziente, anche in questo caso derivano da biopsie o da pezzi operatori, sempre naturalmente con il consenso del paziente stesso. Noi possiamo indirizzare alcune cellule presenti nel tessuto del paziente stesso per costituire, per sviluppare gli organi che vogliamo studiare, per cui possiamo sviluppare in laboratorio dei microscopici fegati o microscopici polmoni, microscopici intestini. Si tratta di un insieme di cellule che riproducono la struttura dell'organo di interesse. Questo ci consente di fare che cosa? Prima di tutto di studiare direttamente da vicino i meccanismi di malattia, o della malattia del paziente stesso, oppure
se abbiamo degli organi sani, li possiamo fare ammalare della malattia che vogliamo noi e quindi studiare direttamente i meccanismi di malattia, ma anche, conoscendo i meccanismi, individuare i farmaci che possono agire su quei meccanismi e testare l'effetto dei farmaci su queste microscopiche strutture. Quindi personalizzazione estrema della cura, e questa è una cosa importantissima, un'avanguardia su cui bisogna puntare. E come accennavo prima, è un primo superamento della sperimentazione animale, perché a questo punto progressivamente si ridurrà e noi speriamo di poter eliminare completamente il ricorso alla sperimentazione animale con i problemi etici che comporta, a cui la società di oggi è molto sensibile. Assolutamente. Io la ringrazio moltissimo, professor Maurizio Muraca, coordinatore scientifico IRP Città della Speranza, grazie di essere stato anche estremamente chiaro nell'aver illustrato questo progresso scientifico molto molto importante. Grazie naturalmente a Riccardo Rosso, che è un volontario iperoperativo ex paziente Città della Speranza, in bocca al lupo per i futuri traguardi e complimenti per l'attività svolta, e a voi cari telespettatori lascio l'intervallo pubblicitario, poi ci rivediamo per un altro approfondimento. Grazie.